Risultato positivo per la 31esima edizione di Mittelfest, che oggi presenta appunto un bilancio su quella che è stata questa stagione, una stagione particolarmente interessante, particolarmente ricca di eventi, tanto che si è arrivati al 31% in più di pubblico in presenza. Ne parliamo con il presidente Roberto Corciulo. Potete essere soddisfatti per come sono andate le cose? D'altra parte le aspettative erano queste, visto anche tutto il programma che avete messo in piedi. Sì, siamo molto soddisfatti di come è andato il progetto. È un progetto che, come sapete, ha preso il largo lo scorso anno con una modalità diversa, rivolta più a pubblici diversi, e quindi abbiamo dei numeri importanti, ma oltre i numeri che chiaramente fanno sempre poi appunto la differenza, sono freddi, quindi fanno ragionare, e siamo tornati ai livelli pre-Covid fondamentalmente in modo normale. E abbiamo avuto una grandissima partecipazione sui vari progetti che abbiamo innestato. Ad esempio sul progetto Famiglia abbiamo avuto più di 570 partecipanti, quindi molti bambini che hanno partecipato a questi spettacoli che abbiamo attivato, ai laboratori. E quindi tutto questo ha creato un contesto veramente bello su Cividale, e di fatto sia il pubblico, sia la critica, sia i media, sia tutti ci hanno riconosciuto un po' in questi giorni questo tipo di attività. Ed era appunto l'obiettivo che ci eravamo dati. La direzione di Giacomo Pedini è andata in questa direzione di riprenderci il territorio, soprattutto Cividale, ma non solo, perché appunto noi oltre il Mittelfest abbiamo anche il Mittelland e il Mitteljahr che si è tenuto a maggio, che quindi coinvolgiamo veramente molti pubblici diversi, molto territorio, e di fatto credo che il territorio abbia risposto bene e sia per noi appunto la radice di tutto questo progetto, che poi si irradia un po' su tutta l'area della Mitteleuropa. Difatti quest'anno abbiamo avuto anche molti spettatori che sono arrivati dai paesi vicini, dalla Slovenia, dall'Austria, dalla Polonia, dall'Ungheria, dalla Croazia. E questo, diciamo, ci ha reso sicuramente contenti, perché appunto l'obiettivo è essere radicati sul territorio ma avere questa internazionalità che è un po' la vocazione di Mittelfest fondamentalmente. So as far as I can see, nobody's leaving this theater space, and this is a really great news. We must really have a great audience here tonight, well-educated one. But let me try something totally differently now. La cultura come ambasciatrice di pace, tra l'altro, come diceva lei, Cividale si trova proprio al centro, no? Dà la possibilità di poter avere colloqui, rapporti con i paesi stranieri. Ha sempre avuto questa, no? Questa vocazione, questa centralità. Sì, sì. Beh, Mittelfest nasce con quell'obiettivo. 31 anni fa hanno avuto questa fantastica idea, che è stata poi accolta dagli amministratori locali che hanno saputo gestirla, cosa non facile, perché appunto andiamo a contestualizzare in quel momento come era collocata Cividale, al confine, proprio veramente al confine del confine in tutti i sensi, e quindi con una presenza militare forte. Quindi è stata scelta Cividale come simbolo per rimettere assieme attraverso la cultura le persone di tutti i paesi contermini che erano state distanziate dalla guerra fredda. E quindi questa missione poi anno per anno si è riportata avanti. Difatti in Italia Mittelfest è un unicum, è l'unico festival internazionale multidisciplinare con questo format e che ci permette di avere appunto questa internazionalità, e questo credo che anche per la nostra regione sia un grande punto importante, perché chiaramente ci permette di dialogare attraverso la cultura con gli altri paesi. Quest'anno abbiamo avuto paese ospite l'Austria, lo scorso anno la Slovenia, ma tutto questo chiaramente ci permette di muovere veramente tante persone, tanti pubblici diversi, e renderci veramente, forti in questo momento non semplice della nostra storia umana, nel senso con conflitti. Siamo usciti dal Covid, speriamo,
conflitti diciamo in Ucraina da 5 mesi, e quindi tutto questo sicuramente non ci dà tranquillità sul futuro, ma chiaramente la cultura è chiamata e richiamata a farsi, come dire, carico di essere un ponte culturale di connessione fra popoli, fra persone, perché se non parliamo, se non dialoghiamo, chiaramente non riusciamo a ricostruire le cose. Fare i muri è la cosa più semplice, metterli giù abbiamo visto che è difficile. Senta, poi è importante questo coinvolgimento della famiglia, perché in questo modo si avvicina la cultura ai giovani, ai giovanissimi. Sì, sì, questo è stato uno dei cardini anche del progetto che abbiamo appunto discusso con Giacomo Pedini come consiglio di amministrazione, proprio quello di riavvicinare le famiglie e i bambini a questo mondo della cultura, e questo attraverso spettacoli dedicati ai bambini. Abbiamo avuto il circo con artisti internazionali, abbiamo avuto una presenza veramente bella. Chi ha seguito alcuni degli spettacoli ha visto veramente delle cose pazzesche, bellissime, soprattutto i bambini molto coinvolti, e abbiamo proprio costruito un pacchetto ad hoc per le famiglie anche dal punto di vista economico, tenendo conto che non stiamo vivendo una situazione, molte famiglie chiaramente potersi avvicinare alla cultura devono investire, devono spendere, e crediamo in questo modo di dare anche un supporto che credo sia anche poi uno degli scopi di un'istituzione come Mittelfest, che appunto gestisce soldi pubblici e che chiaramente deve ridarli al territorio. È proprio dal punto di vista dei soldi. Ecco, quanto è importante in questo momento, perché la Regione sta ribadendo l'importanza anche per il futuro del sostegno da parte dei privati, quindi rimarca anche l'importanza di questo art bonus, no? Per invogliare, per sollecitare, e qui c'è questa sensibilità. Allora sì, chiaramente come tutti i progetti noi abbiamo iniziato già da subito come Consiglio di amministrazione a lavorare sul tema dell'avvicinarsi alle aziende e portare le aziende all'interno, diciamo, del progetto Mittelfest. Difatti abbiamo, oltre, tra sponsor vari, abbiamo una 25-30 aziende, diciamo, presenti, ma anche la rete poi di altri soggetti che ci sono vicini, abbiamo più di quasi 50 convenzioni ormai fatte. Tutto questo serve appunto a dare anche alle aziende, che chiaramente vivono di numeri, giocoforza, che quindi devono anche valutare se il loro investimento ha un senso, il fatto di poter portare le aziende che sono i nostri sponsor e che ci aiutano e partecipano anche agli art bonus, portarle a livello internazionale, aiutarle a divulgare le loro attività. Abbiamo difatti alcune, le principali, che hanno anche saputo in questi giorni investire molto in comunicazione collegata, e questo gli è già stato, come dire, gli è già stato restituito come un qualcosa di positivo da parte di chi ha seguito. Mi riferisco a Zorzetti, a Gesteco, che sono i nostri due sponsor principali, ma anche a tutti gli altri che sono parte di questo progetto. Quindi è molto importante che le aziende e i privati si avvicinino, diciamo, a eventi come questi, però sono percorsi che bisogna costruire, bisogna dare una progettualità, bisogna dare un tema, e questo è anche uno degli scopi su cui stiamo lavorando. Non per niente abbiamo voluto confermare Giacomo Pedini fino al 2026, proprio per fare un ciclo lungo di 6 anni, legato poi a Gorizia 2025, insomma a tutti questi eventi che ci sono, perché crediamo che in questo modo si riesca a dare una progettualità a medio-lungo termine anche a chi investe su di noi, e quindi questo è il grande lavoro, ma devo dire che la risposta c'è stata, e insomma siamo molto contenti anche di questo.
Ecco, è anche importante questa collaborazione sul territorio, essere presenti anche quando ci sono altri eventi. La rete è fondamentale, vi siete resi conto di questo? Sì, sì, questo è importante, soprattutto credo in un momento in cui la società è molto liquida, quindi fondamentalmente dove fare rete non è semplicissimo e quindi credo che un ruolo come Mittelfest sia quello di essere un soggetto trainante, di mettersi a servizio. Ad esempio nel Mittelland, che è uno dei progetti che portiamo avanti proprio di territorio, noi ospitiamo gli eventi dei territori delle Valli Natesone e Valle del Torre sul nostro sito, li promuoviamo, aiutiamo la comunicazione, su alcuni progetti abbiamo anche investito, proprio perché riteniamo corretto che la rete vada assieme, ma molte volte bisogna essere, qualcuno deve farlo, deve farsi, mettersi sulle spalle anche questo ruolo e quindi Mittelfest è un soggetto istituzionale, lo può fare più di altri soggetti e questo penso l'abbiamo fatto, tant'è che le convenzioni col territorio sono tantissime e ci stanno dando anche grande soddisfazione anche in questo senso, ma soprattutto si costruisce perché chiaramente vuol dire poi coinvolgere banalmente, nel Mittelland coinvolgiamo banalmente, non è una parola bellissima, però coinvolgiamo tutte le principali istituzioni culturali della regione, hanno portato quest'anno 42 curatores under 30 che sono coloro che scelgono i partecipanti al Mittelland, li scelgono e poi sono anche parte del pubblico e anche collaboratori all'interno, quindi è anche in questo senso, ad esempio noi ci siamo messi, come dire, a investire su questi nuovi giovani, su questa nuova gioventù, cosa non semplice in Italia, in altri paesi noi collaboriamo con la Pro Helvetia, col Dutch Performing Festival, con l'Onassis Foundation, con diverse entità come dire, di altri paesi che finanziano i giovani nei loro progetti. In Italia questo non c'è e quindi anche lì abbiamo voluto proprio, noi paghiamo questi giovani che vengono a fare gli spettacoli e quindi diamo un riscontro perché loro possono mettersi in mostra in maniera operativa, quindi anche questo è un tema che si collega, quindi chiaramente mettendo vicino tutti i giovani del territorio come curatores, tutti questi progetti, quest'anno ne ho avuti 148 e tutto questo lavoro che viene fatto chiaramente rende, fa rete non solo locale ma anche internazionale. E quindi Mittelfest non solo nomi conosciuti ma anche nomi che saranno conosciuti pian piano. Beh, il nostro compito credo principale sia più di lanciare progetti non conosciuti ai più, perché chiaramente l'attività di ospitalità viene fatta dai teatri, quelli del nostro territorio, quelli che sono il circuito dell'ERT, eccetera, eccetera. Quindi quello è il lavoro loro. Il nostro lavoro è quello anche di lanciare. Chiaramente serve anche portare qualche nome importante, ma credo che fondamentalmente, diciamo, ed è credo un po' lo spirito, lo spirito di questo progetto del Mittelfest di Pedini è quello di venire per il festival e vivere il festival nella sua interezza, come è logico, dove si può trovare tutto, dai giovani, dai progetti dei giovani, appunto dal circo, dalla danza, cose che non si trovano normalmente in giro e quindi questo chiaramente è un po' l'attività che deve fare Mittelfest, non chiaramente andare in competizione con gli altri soggetti del territorio. No? Tracciando simboli nel ghiaccio perenne con le punte delle loro piccozze. La sua totale mancanza di responsabilità fa infuriare il fratello, che nonostante abbiano passato quasi tutti i fine settimana. Alfred sa quanto può essere ossessivo suo fratello maggiore. Un'attività che guarda proprio al territorio, lo dimostrano anche tutte queste manifestazioni itineranti, no? Per Cividale, quindi si conosce Cividale, si mantengono le radici e nel frattempo ci si allarga. Certo, questo altro tema importante perché ad esempio noi adesso siamo al Museo Nazionale qui di Cividale che ha ospitato uno degli spettacoli, tra l'altro uno dei più sentiti anche emotivamente, di Max Tau appunto della Svizzera, appunto finanziato dalla Pro Helvetia e dove abbiamo noi offerto ai primi 200 partecipanti il biglietto per visitare il museo e abbiamo avuto il 75% di persone che hanno richiesto. Questo vuol dire che queste persone erano tutte di fuori Cividale perché i cividalesi conoscono già il museo, quindi non ci chiedono il biglietto, quindi abbiamo avuto un riscontro altissimo di persone che sono venute di fuori Cividale per vedere questo e hanno messo assieme questi pezzi qua. Stessa cosa a Palazzo De Nordis dove abbiamo appunto come dire, fatto questo progetto con il Liquid Love che è un grosso gruppo di danza austriaco, vincitore di un Leone d'Oro nel 2008 e che ha portato in scena appunto
dentro la collezione. Anche questo è un modo per far scoprire alle persone. Molte persone sono tornate poi a rivedersi le collezioni dopo, perché chiaramente durante lo spettacolo magari non avevano il tempo per farlo. Ecco, quindi questo per noi è un modo di vivere Cividale. Anche Deja Walk è un altro progetto che ha visto persone camminare in giro con cuffiette e iPad, ed erano tutti stupiti, che ha avuto il pienone. Siamo andati in overbooking, perché chiaramente fa conoscere Cividale da un altro punto di vista agli stessi cividalesi, in questo caso qua. Quindi sono questi progetti che chiaramente portano ad essere un palcoscenico naturale Cividale e il suo territorio, quindi questo va nella logica come dire, di utilizzare il Mittelfest per promuovere il territorio. E nell'occasione della conferenza stampa per presentare il bilancio positivo della 31esima edizione del Mittelfest è stata anche annunciata la conferma a direttore artistico fino al 2026 di Giacomo Pedini. Quindi un buon lavoro da fare da qui al 2026. Intanto ritorniamo un po' indietro nel tempo e parliamo anche di questa edizione che le ha dato tanta soddisfazione. Sì, sicuramente il lavoro da fare da qua in prospettiva è tanto, però ci sono varie possibilità di sviluppo. Sono molto felice di poter progettare fino al 26, perché questo permette di dialogare soprattutto con festival e istituzioni di spettacolo dal vivo europei, in un'ottica diversa e anche più simile al modo di ragionare che c'è negli altri paesi, quindi di programmare sul medio termine. Mittelfest mi è venuto direttamente addosso, incontro, era un imprevisto questo, ma credo anche giusto così, ho voluto omaggiare. Mi riallaccio rispetto a quest'anno, sono molto contento perché si sono gettati una serie di semi di collaborazioni che vedono sempre di più partner di diversi paesi costruire creazioni artistiche nuove e che possano combinare il lavoro degli artisti sul palco con il lavoro del pubblico, e quindi sono particolarmente contento per questo. Devo dire che gli intrecci sono stati un po' la misura del progetto. Penso agli intrecci tra discipline. Molti dei nostri spettacoli vedevano la combinazione tra musica, parola, danza, circo talvolta, e questa già di per sé è una sfida, ed è anche, come dire, un desiderio di superare un po' quelle che sono certe abitudini, magari anche un po' pigre, di vedere standardizzati determinati prodotti spettacolari. Invece ci sono grandi possibilità che generano meraviglia, che fanno breccia sul pubblico, e il pubblico infatti ci ha dato una risposta estremamente positiva, e anche poi nel rapporto con i luoghi. Penso a un'esperienza come Vizios di un regista friulano, Roberto Magro, con un ensemble tutto lituano, perché era una produzione di CONAS 2022, che è Capitale Europea della Cultura, che ha trasformato una parte naturale di Cividale del Friuli lungo la riva del Natisone, in Borgo Brossana, in una vera e propria serie di visioni e di magie, dove il movimento, la musica dominavano sulla parola, dove ci trovava magari qualche artista lituano che esplorava le possibilità di lingue italiane. Ecco, questi incroci sono importanti, come anche l'incrocio tra le dimensioni delle arti performative e le nuove tecnologie. Quindi tante contaminazioni, sì, tutte messe insieme. Sì, questa è un po' la cifra di un festival multidisciplinare, è un po' la cifra di un festival di confine come Mittelfest, e oggi, come dire, credo che sia anche ciò che risulta più interessante o più curioso anche per il pubblico. Penso a uno spettacolo apparentemente tradizionale come è stato Macalissi nella chiesa di San Francesco, una produzione del CSS. Il testo di Yasmina Reza, da cui è tratto il film di Polanski, Carnage, quindi un testo importante, no? Le Dieu du Carnage.
Lì però si trasforma in qualcosa che è dentro una teca di vetro con gli spettatori intorno in cuffia che spiano, ascoltano. In questo senso le cuffie, l'audio in cuffia è non un ausilio esteriore, ma si ancora al tipo di esperienza che si vuol far fare, quella di vere e proprie spie in un micromondo borghese che si sfalda, ma anche in maniera un po' grottesca, un po' tragicomica. Questa è una misura secondo me molto, molto importante, parlando di uno spettacolo tra l'altro bilingue dove italiano e friulano si sono impastati in maniera molto, molto interessante. Ecco, questa credo che sia un po' la linea a più livelli che vada perseguita. La risposta c'è stata e quindi andrò avanti così. Quindi fino al 2026 ormai, no? Il tragitto è già segnato, le idee ci sono, sempre più commistioni, sempre più l'utilizzo del territorio, no? Per avere maggiore contatto anche sia col territorio che con la popolazione. Insomma, è importante essere, no? Presenti in ogni situazione. Allora, lo spettacolo dal vivo parte da due cose. Uno, i luoghi. Sì. Se non c'è un luogo, lo spettacolo dal vivo non si può fare. Due, il pubblico. Se non ci sono delle persone a cui fare uno spettacolo, non c'è uno spettacolo. Quindi questo è inevitabile, non può essere altrimenti e quindi si lavorerà sicuramente su questa linea. Bene, ringraziamo il direttore artistico e parliamo con una veterana di Mittelfest che ha cominciato proprio a lavorare per Mittelfest dalla prima edizione. Quindi possiamo fare magari così un piccolo sorvolo sulla storia, ma i 31 anni caratterizzati da qualche momento particolare, la crisi del terzo anno ad esempio, Nadia. La crisi del terzo anno in cui non abbiamo fatto il festival, cioè esiste questa famosa crisi del terzo anno, noi non l'abbiamo vista perché non c'eravamo, quindi noi siamo ripartiti al quarto anno e siamo qui al 31esimo anno, anzi noi siamo già al 32esimo. Mittelfest, come tutti i festival, ha vissuto dei momenti alti, meno alti, più bassi, ma l'impegno c'è sempre stato. Noi viviamo all'interno di una città che è una città alla quale noi dobbiamo creare delle sale, perché il direttore diceva il spettacolo dal vivo è la location, cioè il luogo e il pubblico. Ma noi siamo su una piazza, ieri eravamo in un parco e il nostro compito è di creare proprio la struttura, il teatro, far sì che ci sia in ogni luogo che un regista o il direttore artistico decidano, ci siano le condizioni che sia una sala da teatro. Beh, qui a Cividale non è difficile trovare la sala da teatro perché ci sono talmente tante location, no, su cui puntare. E soprattutto sono molto suggestive, dipendono proprio dal senso, dalla qualità, dall'emozione che il direttore artistico oppure il regista sente. E noi ci adoperiamo perché poterlo fare lì. Quindi noi abbiamo avuto dei momenti molto particolari anche con degli itineranti, chi non ricorda Danubio, dove il pubblico era il Danubio che si è svolto attraverso tutta la città, oppure la mitica Divina Commedia, ma quest'anno abbiamo avuto il Deja Walk, che è stato molto importante, le persone che giravano per Cividale con le cuffie e un tablet a scoprire questa città. E noi facciamo in modo che possano, questo è il compito dei tecnici, io dico sempre che sono un tecnico del festival, cioè far sì che ci siano le possibilità, far sì che ci siano i soldi, far sì che ci sia personale, perché noi adesso per tanti anni sono stata l'unica dipendente, per 26 anni, adesso invece il gruppo c'è, hanno rafforzato, siamo in 4 stabile più o meno e poi a oggi, ieri sera ci siamo contati, eravamo 120 a lavorare dietro Mittelfest, quindi è un crescente, domani saremo di nuovo 4. Questo è il bello del festival. Bene, ringraziamo per questo suo racconto, per questo suo volo, no? Sui 31 anni di Mittelfest. Ringraziamo Nadia Chan e qui si conclude questa nostra trasmissione dedicata appunto ai 31 anni di Mittelfest. Arrivederci.